Bene, adesso mi vedrai sempre col microfonino da inviato speciale. Sole anche oggi, ma seppur ormai sia già passato un mese, siamo a maggio ormai, fa ancora parecchio freddo, ma io credo di aver già iniziato la scottizzazione. Dai, suona bianca così. In sostanza ho dormito con riscaldamento spento, cosa che non faccio mai, e addirittura senza pigiama, 13 gradi qua dentro, Ad ogni modo ora uscirà il sole e scalderà tutto. Ah, guarda che bello, posso mettere anche le mani davanti senza dar tanto fastidio con questa, che io metto sempre le mani davanti. Ah sì? Ah, io. Voglio fare una prova tecnica sempre per i miei amici interessati alle funzioni del DJI Osmo 4. Allora, ora sto registrando con il microfono, quello suo con l'antivento. Adesso lo spengo e sentiamo come si sente col microfoni integrati. Ecco, e ora sto registrando con i microfoni integrati, ossia con questo qua completamente spento. Per me stare qua fuori dal college a lavorare col mio camper è un po' come andare in uno stadio da calcio con la coppa in mano, insomma, ecco. Questo per me è il simbolo dell'inizio del percorso verso un traguardo, e questo, in modalità pausa pranzo, è il risultato. Ok, sono tipo stracontento perché il lavoro sta funzionando perfettamente. Per lavoro intendo a parte la mole, sì, ok, ma il fatto che l'ufficio funziona, cioè l'ufficio è funzionante ovunque, che alla fine cosa basta? Una connessione a internet, poi sì, vabbè, c'è anche tanta fortuna perché la tecnologia è andata avanti proprio nel momento in cui io avevo bisogno di quei tipi di tecnologie, ossia l'internet da remoto con giga illimitati, ok, una SIM, accidenti, piuttosto che le telefonate tramite WhatsApp o le videochiamate o i software di assistenza remota e tutte quelle cosine là, insomma, che hanno consentito al mio lavoro di nascere e soprattutto anche di vivere ovunque. Si aspetta, ma il mesio dall'Italia è arrivata una raccomandata dall'Austria, sarà una multa? Cosa volete dire? Non so. Sì, che la vignetta l'ho pagata, quindi se è quella che rispondo con la ricevuta della vignetta, non sto pensando parcheggi, non lo so, cioè, non ho minima idea. Vabbè, dai, io adesso chiudo l'ufficio e vado a fare la sorpresa a Piero, che era il mio ex titolare di quando lavoravo qui in Scozia. Spero di trovarlo a casa e soprattutto spero di trovare anche l'io, insomma. Dai, adesso sarà tutto e via, poi i lavori li continuerò stasera. È bello che non ho neanche il numero del telefono, ma mi dà il citofono. Piero? Fuffi, baia, Dio caro. Sono andato dentro ma non c'è nessuno, o ripasso dopo. Beh, non posso arrendermi al primo tentativo. Intanto lavorerò qui. Sì, lo so, col vetro da lavare, porca miseria, guarda che schifo. Sono ritornato... Aspetta che scavalco a bici. Sono ritornato al parcheggio del golf, sì, su un altro lato. Niente, riattacco il computer che devo fare il preventivo a un nuovo cliente e niente, poi verso le 6 così mi sposterò. Cioè, stra mega wow che sto girando per le strade della mia vecchia città con il mio camper. È stranissimo. Comunque questo è il secondo ed ultimo tentativo e sto facendo per andare a trovare Piero. Se lo troviamo ora a casa bene, ovviamente non è che sto là con la telecamerina a filmarlo, hai capito? Ti racconterò. Mauro sa già che gli tirerò un porca maometta, diciamo, perché lui era sempre solito usare questa tipica espressione veneta. Eccoci qua, vedo già il cancello aperto, magari non c'è nessuno, però manca il cane, l'avranno portato a fare un giro. Dai, aspettiamo una mezz'oretta, dopo decidiamo di da farsi. Mauro, ara che te saluta Piero. Saluti Mauro. Fai il bravo. Fai muna. Eccoci qua, guarda, fatta a caso, casa sua era questa qui, si entrava di qua, mi hanno dato un indirizzo completamente sbagliato e adesso vado avanti e poi ti racconto. Bene, ho passato il ponte, addio Air, il mio cerchio si è concluso, sono estremamente soddisfatto di me e di tutto quanto. Punto, stop, non sono altro. Aspetta, sa che so qua, provo il Lidl, prendo solo l'acqua, provo il Lidl scozzese, tutto così.
ho appena ricevuto la notizia che ho preso una multa di 200 euro in Austria, quindi vedi, a volte tanto risparmiare e poi i soldi vanno buttati sempre via di continuo. E d'altronde cosa fai? Non ho neanche la minima idea di... L'unica cosa che posso aver sbagliato, dopo vedrò, è che sono passato con rosso, ma non per colpa mia, perché c'era, sai, quegli arancioni stupidi che non fai a tempo a fermarti, che comunque anche se ti fermi lo passi e quindi prendi la multa lo stesso, ok? E niente, sicuramente sarà quello, vedremo. Inutile dire che al Lidl è tutto diverso. Vedi, a volte uno si fa tanti pensieri ad andare al pub o prendersi, non so, una gita in barca da 100 euro, andare al ristorante, perché dice non sono ancora miliardario, e dopo si ritrova così 200 euro per una multa che non ha scelto, insomma, ecco. Ad ogni modo, inspiegabilmente qua l'acqua costa 2 centesimi al litro. Ho ripreso la Tennent's prima di tutto perché la birra locale è fatta con l'acqua delle Highlands e con i prodotti delle fattorie locali. Seconda cosa, è anche la più economica, perché essendo appunto locale, hai capito, non hai il costo del trasporto, ok? Quindi paghi la birra. Delle patatine che non si sa mai. Ho notato fin da subito che in tutti i supermercati il 95% delle patatine di qualsiasi tipo e marca sono confezionate in pacchetti da 6, 2 mini baguette un po' smolfe. Ora una accongemosa subito. A parte quella volta quei problemi alla centralina e l'assistenza estremamente pessima della Thetford, devo dire che però col frigo mi sto trovando molto bene, anzi no, nella parte mettici il fatto che l'aria la butta verso dentro e non verso fuori, sì, quindi ti ritrovi in inverno con sto frigo che ti butta dentro aria gelida. Pistazia, pistacchi. Ho approfittato di essere al Lidl per prendere del prosciutto cotto, è una cosa che di solito non prendo anche perché è estremamente nociva, però qui al Lidl ce l'hanno tagliato normale, mentre nel resto della Scozia e dell'Inghilterra il prosciutto, gli affettati vengono tagliati alti, cioè sul millimetro, hai capito? Noi, io e Yuri, non siamo abituati. Che comodo che è sta trappolina però per i video, anche sul cavallettino e tanta roba. Dei sacchetti delle squazze trasparenti, come che dice mia nonna, la faccia della privacy, anche se ne ho ancora. Ho voluto prendere un caffè da moka, c'era il Lavazza crema e gusto, in quanto non è usanza qua vendere il caffè da moka. Dei biscotti croccanti con gocce di cioccolato. A me piace tantissimo far vedere i prodotti strani, e questa frase di far vedere i prodotti strani la dico mentre ho in mano un Chianti prodotto in Italia. Poi qui ho del parmigiano reggiano, pensavo fosse grana padana, mi sono sbagliato, delle spugnette e una briosina che quasi quasi mi acciavo adesso perché ora da domani mattina. Allora, premesso che questi mi sembrano praticamente aromi, sì, sono ultrastanziali, il cane ha persino la cuccia di legno. Guarda, la multa risulta essere di un pedaggio autostradale, ora vado a distrarmi un attimo. Nel mio dove abito oggi? In questa cosa qua, aspetta che magari sbasso anche l'inquadratura, così uno vede. Che attento dove porta sta roba qua. Ho cercato tutte le recensioni negative, ma parlano solo delle buche, quindi magari sono io un po' troppo prevenuto, tanto andiamo di qua a mente dico prevenuto, perché qua ormai in questo mondo tutti ti vogliono inculare, fregare in qualsiasi modo. T'ha visto? Per la multa dall'Austria, voglio dire, cioè, è roba da amanti. Va bene, dai. Guarda che postesini che ti porto, sta attento. Guarda qua, guarda che bello, aspetta, sta attento, sta attento. Mi prenderò un po' di sabbione, ma pazienza. Guarda. Spiaggia, a me pare di essere caurle, non so che penso, se restare qua fuori che penso. Vi porto a vedere una robetta, è tale e quale la spiaggia della Brusa, però attenzione ragazzi, ricordiamoci che la mia prima tappa, il motivo dello spostamento, della migrazione estiva, era tornare nel mio paese e rivedere qualcuno, ho rivisto Piero, quindi fin qua ci siamo. E dopodiché, con tutto rispetto, ripeto, siamo nel sud, ok, dell'Ayrshire, quindi non sono proprio posti magici, li vedremo più avanti i posti magici. Per quello valuto adesso se restare qua. Adesso mi riguardo i giri in bici che avevo pianificato, se sono proprio imperdibili, oppure se posso dire ascolta, va, lascia stare, andiamo avanti. Sono tutte quelle minchiate che trovo su Google Maps che poi mi segno da vedere. Qui siamo quasi.
perché se dopo io non vedo ste robe non sono contento. Eccolo, questa scultura col drago pazzoccoso, sono contento adesso, sì, adesso sono contento. E il video è a foto col drago pazzoccoso e anche un bel tramonto. Ciao drago pazzoccoso, ecco, da qua posso fantasticare. Vedi, quello è il tipo che mi ha dato la multa, quello dell'autostrada lì austriaca. E adesso qua col scioppo da cecchino o miro in testa, sento, mi lecco il dito e sento la direzione del vento, l'intensità e la direzione del vento, e dopo pum, in testa, Dio caro. Vabbè dai, sono uno di quelli che non riesce a posporre le cose, mandarle avanti, quindi ora andiamo, saluta il drago pazzoccoso e andiamo a vedere con un po' l'aiuto di Google Maps e l'intelligenza artificiale se è giusto o no che io paghi quella multa. Quindi carico la foto che mi hanno mandato e vedo il percorso che ho fatto e dico: è giusto, devo pagarla o no? A Salisburgo, non mi ricordo neanche che cazzo che ho visto a Salisburgo. Che siamo andati a Salisburgo, sì. Vabbè sì, no, del passaggio giustamente, anche se non ci siamo fermati. No, ma forse ci siamo anche fermati a Salisburgo. Va bene, guarda che silhouette, guarda che bello. È il nonno, la sua panchina, non so se vedi, è tutto in silhouette. Silhouette è quando vedi una cosa in controluce e il sole da dietro quella cosa la rende completamente nera, la rende tipo un'ombra, quella è la silhouette. Quindi quando anche una volta dicevano le ragazze Tessina silhouette e loro erano tutte contente, no Dio caro, Tessina ombra, e ombra significa anche il gotto de vin, cioè Tessina un bicchiere de vin. Aspetta, che mona che sono, forse avevo il cervello in risparmio energetico, perché cosa vado, cos'è là? Cunici, è pieno di conigli, se non te li filmo perché sono in tanta mona. E che senso ha aver tanta timore di quegli stanziali? Cioè, ti pare che uno stanziale, ossia dei presunti rom, vada a rubare davanti a casa sua? No, quindi ok, vado anche tranquillo. Ci sta un grande prato verde dove pensi alle multe. Allora eccoli, dai, mi avvicino. Vediamo, magari li vedi in lontananza, eccoli là che corre, vedi il cunicio? Ah, che forti, non sono lepri, sono proprio conigli questi, guarda. Poi un giorno, tra chissà quanti mesi o anni, farò anche gli articoli sul sito di questi luoghi, questo perché ho delle fotografie bellissime e le ho viste caricate su Instagram, su un mio Instagram che mi sono fatto tra virgolette provvisorio, j.bertoldero, e sono un disastro perché sono ultra compresse, cioè un disastro a confronto di quelle che ci sono, che ci potrebbero essere un giorno nel sito. Vabbè, comunque il parcheggio te lo faccio rivedere anche da un'angolatura meno romantica, e questo, sai, l'accesso diretto alla spiaggia è pure gratuito, metti che anche a ti da recuperare i 200 euro della multa dopo che te paga la vignetta online. Allora, la multa devo pagarla, però fa girare i coglioni lo stesso, attento perché. Allora qua non so se leggi, ma te lo dico io. In sostanza c'è il tratto A13, è un tratto a pedaggio di sezione, quello del Brenner. Io non so neanche dove cazzo è, per carità c'è la coordinata GPS, adesso vado anche a vedere. Però cazzo, cioè ditelo, magari sbaglio, cioè quello che è in realtà io non lo so, però a me sembra una truffa da morti di fame, perché voglio dire, io che non so niente, che entro nel tuo paese, leggo i cartelli che ci vuole la vignetta, compro la vignetta e la vignetta l'ho comprata. Questo tratto dove cazzo era cioè, fai capire a un italiano che non parla tedesco dove cazzo deve andare a pagare, soprattutto se deve pagare, cioè io veramente non... e che andavo anche piano, in tutta buona fede, sta roba non la sapevo, nessuno me l'ha mai detta e non si è capito che dovevo andare a pagare e dove. Quindi 200 euro buttati, sono un insegnamento per il futuro? No, perché cioè, tu non puoi nella tua vita ogni passo che fai pensare
che succeda un qualcosa, che tu ne sei completamente all'oscuro, ok? Tipo io ora vado in spiaggia o vado là dove c'era il drago pacciocoso e mi arriva la multa perché non ho pagato il biglietto per andare a sedermi sul drago pacciocoso. Come cazzo faccio a saperlo io che c'è da pagare il biglietto se non c'è scritto da nessuna parte? Hai capito? Quindi cosa mi ha insegnato questa cosa qui? Un cazzo, che nella vita le prendi in culo e basta e non hai possibilità di difenderti. Ecco, questo ho imparato. Mi è utile? No, serve solo a continuare a vivere rassegnati. Mai parola fu più corretta, rassegnati. Cazzo. Va bene, dai, ovviamente adesso mi segno sta roba per il futuro. Per la discesa non passerò di là, farò altre strade, che cazzo ne so, ma proprio per il gusto di non pagare sta merda di roba che dopo so bon di ricciappare multa un'altra volta perché non so dove cazzo si paga, ok? Quindi anche con la volontà di dover pagare, boia Maometto, passo avanti dritto, che fa anche rima, perché non so dove cazzo andare a pagare, hai capito? Vabbè, dai, va, lascia sta, cambia il discorso, la pago subito perché sennò mi rovino, va, già anche adesso mi verrebbe da prendere e andare via da sto posto, proprio i coglioni girati. A me quando succede queste robe mi demotivano, mi viene voglia solo che di prendere, spaccare, vandalizzare sti uffici se ce li avessi qua davanti, tirare un pieron sulle vetrate, e va bene, lascia stare, Dio, avevo Nassa Negro che a volte non avevo tutti sti problemi, no? Sì, lo so, aspettate tutti di sapere com'è andata con Piero e soprattutto Lio, che ci tenevo tantissimo a vederlo, eccetera. Non mi sembra il caso, non mi sembra il momento, ok? Quindi vediamo quando mi sbollo, magari in un posto più carino, cioè fuori all'aperto, racconto bene quello che c'è da raccontare, che per me è una cosa importantissima, e anche per Mauro che si è commosso, gli ha detto mi hai fatto un regalo immenso quando gli ho girato il video di Piero. Però vabbè, dai, conto bene più avanti quando sarò deincazzato, scoglionato, sommare vacca, magna crauti de merda. Aspetta che non ci dimentichiamo, siamo ad Irvine, appena dopo Air sostanzialmente. Sono qui solo ed esclusivamente per 2 giri in mountain bike. Anzi, accendiamo un attimo, lo accendiamo, vediamo. Bene, adesso faccio l'impostazione, impostiamo il tutto. Ciao ciao! Le puntine del mondo ora possono chiamare